accompagnarci per tenere appretata e sottomessa la nazione sarda, per tenere bisognosa e sottomessa la nazione sarda. Un vento di restaurazione di poteri vecchi, un vento di verità inconfessabili che fa strage di natura, diritti e giustizia. C'è chi attende un'inaspettata tempesta, quella di un vento che soffi dalla parte di chi non si è dato per vinto, per dare voce alle storie di chi si volevano dimenticare. E se il vento è fatto di memoria comune e futuro negato, è un vento difficile da imbrigliare.
La Enervit Bio Narbolia Santa Reparata è controllata dalla Winsung Luxembourg, che è a sua volta controllata dalla Winsung di Hong Kong, che è la madre di tutte quante. Il progetto che riguarda Narbolia doveva essere approvato dall'assessore all'agricoltura della regione, invece è stato approvato dal comune di Narbolia con la cosiddetta procedura semplificata. Il piano agronomico della Winsung non è credibile. Doveva esserci un agricoltore professionale iscritto, cosa coltivi, quanto ricavi dalle coltivazioni, dove lo vendi, perché ci sono leggi regionali e circolari dell'Agenzia delle Entrate che dicono che tu, agricoltore, se vuoi avere incentivi per fotovoltaico, devi dimostrare che guadagni di più dall'agricoltura che dalla vendita dell'energia. La caduta occupazionale? Nella realtà hanno assunto 3 persone, un agronomo fisso e 2 a tempo determinato per 6 mesi. Un decreto regionale 2010 diceva che tutte le serre approvate nel 2009-2010 devono entro 30 giorni chiedere la riapprovazione della regione e l'azienda Winsung non lo ha fatto. Però, guarda caso, l'assessore all'agricoltura Oscar Cherchi nel 27 luglio 2012 ha emesso un nuovo decreto. Chi non avesse avuto tempo nel 2009-2010 di farsi riapprovare il progetto dal comune e per qualsiasi altra ragione non l'avesse fatto, poteva ancora avere 30 giorni di tempo per farselo approvare adesso. Fonte: Comitato Sarriento di Narbolia.
cari concittadini, non siamo sicuri che siate a conoscenza che Decimo Mannu rischia seriamente di dover ospitare una discarica di rifiuti industriali nel proprio territorio, per di più in un'area naturalistica di notevole importanza e con un immenso patrimonio storico e archeologico. Il progetto è di una ditta privata, la Daneco Impianti SRL di Milano, che vorrebbe acquistare dei terreni in località Prano Mannu e gestire questo grande affare che non porterà invece niente di buono al nostro territorio e alla nostra comunità. Si è pertanto costituito un comitato antidiscarica che in questi mesi si è battuto strenuamente per informare la popolazione e opporsi in tutte le sedi istituzionali contro questo scempio, che vorrebbe sacrificare 47.000 metri quadri con una volumetria pari a 484.000 metri cubi di rifiuti speciali, tra cui oltre 300 sostanze inquinanti quali fanghi rossi, nero fumo e metalli pesanti che potrebbero causare malattie molto gravi. Il 29 giugno 2012 l'assessorato dell'industria della Regione Autonoma della Sardegna, con determinazione numero 12.193, ha emesso l'autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di biometallizzazione e produzione di energia elettrica da biomassa. L'intera area interessata, zona agricola Terra Maini, situata tra i comuni di Decimo Puzzo e Villa Sor, a 2 chilometri dai centri abitati e a soli pochi metri dai terreni agricoli.
Sansperate, PD. Lulli Andrea, Prato, PD. Melis Guido, Sassari, PD. Marroccu Siro, Villa Cidro, PD. Fadda Pietro, Villa San Pietro, PD. Pes Caterina, Sassari, PD. Calvisi Giulio, Olbia, PD. Seduta numero 343 del 28 giugno 2010. La notizia appresa sui giornali regionali sardi nei giorni scorsi che le sperimentazioni sull'aereo senza pilota Sky X avrebbero lasciato l'Ogliastra e la Sardegna a favore della Puglia ha registrato notevoli preoccupazioni. La nascita del polo aerospaziale rappresenta per alcuni territori sardi l'unica possibilità di un futuro industriale. La Sardegna è stata tagliata fuori, nonostante rappresenti con il poligono del Salto di Quirra da collegare all'aeroporto militare di Decimo tramite un corridoio aereo, il quarto vertice naturale del sistema, indispensabile per chiudere il quadrilatero delle sperimentazioni più impegnative made in Italy, salvo ricorrere a costose trasferte presso i poligoni del nord Europa. Del governo in ordine all'opportunità che il progetto possa comprendere anche la regione Sardegna.
Antonella Stella Putu, Walter Temuro, Matteo Leone, Michele Ucchetto, Massimo Congi, Mauro Metta. Grazie.